e in fiore. Ma noi abbiamo il piacere di annunciare stasera, io personalmente insieme a lei la consoretta, e il grandissimo e bravissimo Moreno! Buonasera, buonasera amanti della mia musica, sono Franco Moreno, stasera una bella diretta insieme a voi, giusto per ammazzare un poco di questo periodo brutto della nostra vita. Io sto in compagnia con la mia compagna Katia e poi con la grande regia di Salvatore Architravo. Buonasera, buonasera. Questa è una prova tecnica, Sì. la puntata 0. Moreno TV. Moreno TV. Ecco. Voglio dirvi che questa qua è una serata che abbiamo fatto a Catania. Adesso io voglio raccontarvi i nostri concerti, io da solo, mio fratello Mario Trevi da solo, io e Mario insieme, per cui poi facciamo compagnia. Vi tenetevi già tutti salutati, perché noi mandiamo i saluti a tutti quelli che ci fate compagnia in diretta. Mi raccomando, se avete le stelle a portata di mano, mandatele. Allora, eccola qua. Vogliamo partire con la prima? Partiamo. Allora, noi adesso ci fermiamo con l'immagine perché abbiamo Salvatore Architravo, ha creato questa bella situazione che si chiama Moreno TV. Moreno TV. Moreno TV. Live. È bello, Moreno TV. Mi piace, Moreno TV. Allora, voi adesso ascolterete un concerto, perché io vi dico le tappe, no? Che abbiamo girato un poco io e mio fratello Mario Trevi, e chiaramente le serate io solo, vi faccio sentire qualche canzone di mio fratello Mario Trevi da solo, per cui voglio starmi in famiglia, ognuno ha da guardare il suo giardino, no? Vabbè. Allora, io adesso vi faccio vedere il primo concerto con mio fratello Mario Trevi a Catania. Sì, Era in piazza San Cristoforo. Piazza San Cristoforo. Grazie per le stelle, già sono arrivati. Grazie per le stelle, grazie. Vincenzo Rizzo. Grazie. Voglio dirvi che voi ci ascolterete e ci vedete quando facciamo le dirette in questa maniera. È la prima puntata, la puntata 0. Mi raccomando, condividete la diretta, cerchiamo di essere in tanti in modo che la gente lo sa. Ennio. Ennio. Antoniori. Grazie per le stelletelle. Vogliamo partire, regia? Eccolo qua, adesso parte un video che si chiama Un frate grande, no, pronto Mario con Mario Trevi, giusto? Vabbè. Eccola qua, piazza San Cristoforo. Catania. Vai. Allora, adesso facciamo queste due canzoni insieme io e mio fratello Franco. Ragazzi, ce l'ascoltiamo pure noi la canzone, non è che la guardate, la sentite solo voi. Allora, un bacio per Giuseppe, Carmine, Giuseppe Monaco. Vai ragazzi, condividete la diretta, ascoltatevi la canzone, vai, guardatevi il video. Pronto? È tutto live. Ma ci vuole problema andare? Magari qualcosa. Come mai sono telefonato, No, niente. Ti ho telefonato perché... No, niente. Che sei telefonato come sopra. Ti sento già che non va come un voce. Sembra morire qualcosa. Allora non mi fa morire. Vorrei stare da
Eccoci qua ragazzi, siamo in diretta, faccio fatto sentire un poco tu Cardil, il maestro Un Mario applauso. Trevi, e chiaramente io mando dei saluti per Patrizia Arzano, Giorgia Maria Grazia, poi Palma Salvatore, Giorgio Maria, Maria Dodis, Carmela Pepe, Le stelle, amore. Giuseppe Bottone, grazie per le stelle. Allora, saluti a Rosa Sivieri, Toni Terri Marino, Marcello Matilde, Sciacca, Leonardo Gioacchino, Giuseppe Nicolosi, Capuozzi. Capuozzi, E ti somiglia un po'. Pure Capuozzi. Ti Capuozzi. somiglia. Salvatore Capozzi. sì, Carmela di Foggia, Giorgio Maria, poi ancora Angelo Russiello, Carmine Falco, Patrizia Arzano, ciao da Roma. Da Roma, un bacio Un bacio. a Roma. Carmela Bruxelles. Nardi Da da Bruxelles, un bacio a tutti gli amici emigrati che state nel mondo. Ragazzi, condividete questa diretta perché è la prima puntata e vi dico che vi faccio divertire. Moreno TV. Moreno TV, Moreno TV. Allora, volevo dirvi che se qualcuno vuole rivedere quel video che io vi faccio vedere in queste dirette, voi andate sul mio canale che si chiama Franco Moreno Official YouTube, Sì. giusto? Sì. E rivedete tutte le serate che abbiamo fatto in giro per il mondo, perché troverete Catania, Palermo, Belgio, Germania, Modena e altre città che non mi ricordo. Va bene? Poi se qualcuno si vuole divertire con Franco Moreno su TikTok, andate sempre su Moreno Katia TikTok, iscrivetevi e io vi seguo. Sì, ok? E poi c'è ancora la mia pagina ufficiale, Franco Moreno Official. Ragazzi, condividete la Facebook, diretta, Instagram, YouTube. tutto Quindi- quello che volete, Facebook, E TikTok. Instagram, YouTube, TikTok, Franco Moreno. Radio Aspra Bagheria. Ciao. Non so, forse Ciao. una radio nuova di Palermo. Un bacio a tutte le radio che state nel mondo e che fate musica napoletana. Salvatore Filippone, Jessica Francesca, Francesco Giuseppe Bottone, Patrizia Dispensa, Un bacio a Carlo e a sua moglie e ai figli da Palermo. un bacio, Alfredo della Ragione, da Pianura, Antonio Russo, Gianluca Rosi Leonardo, che vogliamo mettere, maestro, mo? Mamma mettere in mamma di carcerate. Sempre una serata che abbiamo fatto a Catania, che cantavo da solo, e c'è un brano che si chiama In mamma di carcerate, sempre in piazza San Cristoforo a Catania. A Catania, sì. Io voglio salutare tutta la famiglia Cannata di Palermo. Un bacio a tutta Palermo, a tutta Napoli Tutti. e a tutta l'Italia. Anche a mio figlio Filippo Mollano, un bacio. Salvatore Paolucci, un bacio. Toni Terri Marino, Carmelo De Masi, Rachele Tortora, un bacio. Giuliano, Jessica Francesco, Giuseppe Nicolosi. Nicolosi. Patrizia, la moglie di Dispensa. Carlo. Sì, Scozzari, ciao. un bacio. Ciao Patrizia. Patrizia La Ranucci, Ranuccia, la la- sorella di Caglianina. di Gaetanina, un bacio. Ok, Palermo però. che è? Palermo. Sì, Palermo, perché lei non l'hai fatto Ah, e questo che è Palermo? Sì. Allora a Palermo. Andiamo a Palermo. Andiamo lì. Allora, Andiamo in. da Catania passiamo a Palermo, una serata in piazza San Michele Che Arcangelo. E questa qui va dedicata per tutti coloro che stanno rinchiusi nelle case circondariali con una pronta libertà, e un bacio a tutte le mamme, i figli e a tutte le famiglie dei detenuti. Ci siamo, maestro? Questa canzone la voglio dedicare alla famiglia Romano. Un bacio. Un bacio a tutti. Si intitola In mamma di carcerato, ascoltatela. Fabrizio Scaccia, Francesco Caiola. Ascoltate la canzone. Vai. In
Tony Sorrentino. Grazie per le stelle a Stasamani di Filippo, grazie. A tutte le radio che ci stanno guardando e ascoltando, le radio di tutto il mondo. Spero che al più presto tutti i ragazzi che stanno nelle case circondariali ritornano in libertà, con un augurio che possano rimanere fuori senza fare più reati, perché nella vita sbagliare è umano, ma perdonare è divino. E allora un messaggio a livello amichevole. Io voglio dire a tutti i giovani e ai meno giovani, a quelli che forse non hanno capito la pericolosità di questo Covid, mi raccomando, usiamo tutte le cautele, no? Si dice così? Sì, Le precauzioni. Precauzioni per quanto riguarda il Covid. Usiamo le mascherine, la distanza dovuta, per fare in modo che usciamo fuori da questo maledetto virus. In modo che pure noi usciamo per andare a lavorare, a cantare e portare qualche pezzo di pane a casa, perché è venuto pure la farina. Allora, e poi permettetevi di mandare un saluto e un forte bacione ai miei amici colleghi di musica napoletana, Carmelo Zappulla, Mauro Nardi, Gigi D'Alessio, Finizio, Nino D'Angelo, il grande Nino, e mio fratello Mario Trevi, ai grandi della musica napoletana. Un bacio a tutti, amici miei. Questa diretta è stata giusto per provare come va, se vi piace questo modo di fare la diretta. Questo format. Aiutami, Ciao Maria Musumeci da Catania, un bacio. Saluto, Maria. ma un saluto pure tu, ti voglio bene. Mi sono abituato a stare qui.
Non sono un saluto a tutti. Così. Già, oggi faccio, tu. Io manovro Ciao da dietro. Sosa. Ciao Sosa. Salve. Dobbiamo pure Sono salutare. il papà di Di chi? Gio. Gioca. Un carissimo saluto. Un bacio pure all'amico Oscar Di Maio. Oscar, Un bacio Oscar. Oscar, un bacio. E pure un bacio all'amico Mirko Stella. Un bacio a Marco bacione. Romano. Un Ciao bacione Marco grande. Romano. E adesso sempre da Palermo vi facciamo ascoltare Mille pazzie. Pazzie. Per tutti quelli che fanno 1000 pazzie per avere un attimo d'amore. Marianna Ingongolo. In gongolo. Sì. Massimo Grillo, Antonio Russo, Giacomo Tumminello, un bacio a tutte le radio. Salvatore Architetto, nome e cognome, grazie. Sì. Sabato Mare non Un saluti bacio, in Salvatore. Germania. Saluto. Oscar Ricetta di Sanno Chiatte che ha parecchi cantanti. Lui è il famoso Salvatore Architravo, Il nipote di Mario Trevi. nipote di Franco Mori. Di Franco È di- Mori. è di Franco Mori. Dei Capozzi. Dei Ok, Capozzi. Vabbè, prima già appiccicato, Architrevi. 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 Bello, mi piace. Architrevi. Allora, poi mandiamo un saluto a Giovanni Esposito, primo Ammami, a Andrea Naso, Giovanni Cuomo. Ragazzi, condividete la diretta. Pino Patricola. Un bacio Ciao a tutta la Pinuccio. famiglia Patricola. Sei un grande, tu sei un bravo cantante, tu e tuo padre. Un bacione a tutta Palermo. Un bacio a Silvio Rocco. Un bacio a Silviuccio, un bacio. Un bacio a tutti gli amici di Palermo, Pidduzzo. bacio. Pidduzzo. Un bacio a San Michele Arcangelo, un bacio. Vabbè, pure a Borgo Vecchio, Borgo Nuovo, Zeno, Vabbè, lo Ballarò. so tutti in particolare, però la più bella festa che c'è stata sempre a Palermo è San Michele No, Arcangelo. no, le più belle feste sono tutte. Sono tutte, però non la ti piglia più... sta conferenza, No, ti pigli poco niente. no, però diciamo la più... perché La è più- la fine, è- è la fine delle feste. Tutte belle sogno. È la fine delle feste. Tutte la più belle bella. sogno. Allora, ragazzi, Mirko Rapicavoli, Giovanna Fiore, Anna Basile, Giovanna Chiovaro, Luigi Cudemo, Giuseppe Trotta, Giovanni Stellato, poi ancora c'è Susanna Di Tuccio, poi Antonio Vaiano, il mio grande amico camionista. Mi raccomando, dicelo a tutti i camionisti che siete grandi, non ne date retta a gente che dice che io lo so che voi dormite nei camion, non mangiate un panino lì da neve, lì Fanno in una ghiaccio. vita proprio, guarda. Grazie a tutti i camionisti che ci portate da mangiare. Anche mio zio Baffone, Perché che è se- camionista. perché se non Da fosse per Novara, voi un bacio. che lavorate sulle rotaie, sulle gomme, Sì, sulle gomme. secondo me stessimo pure senza lieviti e birre. Niente, Allora. niente proprio. Anna Cuciniello, Fiore Perillo, Stefano Accarino. Ragazzi, io mando dei saluti perché ne siete tantissimi. Luisa Saurato, Saurato. Saurato. Franco Dammi, che dice qua? L'onore di una Serata su radio, prima stella, pronto. Appena ci abbiamo un po' di tempo lo facciamo. Carlo Firenze, che mo già prima radio nostra, la televisione nostra, a Rociamma Sparte. Un saluto da Battipaglia, Fiore Perillo, un bacio. Domenico Quaro, Anthony Merolla da Genova, mamma mia, Salerno, Piero Perillo, Gennaro Zingo. Ragazzi, mandatemi da dove ci state guardando, è più bello. Giovanni Cuomo, Massimiliano Cresci, Pasquale Giuliani, ciao Pasqualino, Un bacio. Mariella Maniscalco, Antonio Tavià, Antonio Vaiano, ti voglio bene Antonio, Alfonso Larlese. Ci siamo per la canzone? Sì, c'è proprio. Ragazzi, noi siamo pronti per un'altra bella canzone e poi chiudiamo perché dobbiamo fare poco, perché è la prima, poi ci organizziamo meglio. Fatemi sentire pure come si sente l'audio, ok? Vai, ci sei? 1000 pazzie per voi che facciamo, per noi che facciamo 1000 pazzie per un attimo d'amore. Vai. E allora, adesso una bella Ecco, canzone dedicata è per tutto tutte quelle live. persone che fanno 1000 pazzie per avere un attimo d'amore. E poi questa canzone è dedicata per l'amico Giuseppe e Paola, che sono mazzananese.
Poi ancora Giuseppina, Anna e Mary e Rita, sempre mazzaranese. E poi Anna De Bello, Pasquale Tonino Giuliano, Cananta, Pietro Giacomo Cananta, Tummariello, Pituzzo. audio Un bel applauso a perfetto, Pituzzo. grazie Giacomo, Anna Basile, Ah, ma qua parli pure in siciliano? sì, Poi Ramone ancora, Riccioli. i fratelli Palumbo, a Gino e Peppe Salvatore, Rubino da Lia Nocera. Palumbo, Rosa Palumbo, Patrizia Palumbo, Massimo Zara, Perugia, per Frelli e Carlo. Ina Gatto, State in Palermo, piedi, Nasti Sì. Mazzarro da Casoria. Vai, Vai! vai, mille pazzie. Parla di dopo, non esitare, sono pronta a battere, se fossero necessarie, anima mia, salia capace, ma basta una parola e faccio l'impossibile. E così più incredibile, sono pronta a far vedere. Non esitare di morire Ciao compare Lello Blandamura, ti amo. Ciao Maria Rosaria. Un bacio a una cummarella mia. Lello Blandamura, grande artista tarantino che canta in napoletano. Ci ho messo pure un cuore per non perdere a te. E se volesse stelle portare in te capire, io mi faccio stelle e te portassi a te. Mi mancherai se mi dici di no, ne morirei se tu facci no. Ciao Maria Musumeci. Ciao Maria. Faccio quello che può, se tu lo vuoi. Ciao Carlo Fiorenza, da Napoli. Chiedi che avrai tutto quello che puoi, se tu vorrai faccio quello che puoi. Tutti con le mani, vai! Se tu volessi per te ispirare solo mondo, ci ho messo pure un po' per non perdere a te. Signori, queste sono tutte serate live, concerti, Palermo, San Michele Arcangelo. Io mi rubassi stelle e te pure mi mancherai se mi dici di no, ne morirei se tu facci no, se tu vorrai faccio quello che può, se tu non vuoi non esiterai. Chiederai tutto quello che puoi, se tu vorrai faccio quello che puoi, se tu non vuoi. Grazie! Brava Franco Moreno, è bravo. Allora ragazzi, voglio dirvi che se qualcuno si vuole divertire, vuole rivedere questi video di Franco Moreno, andate sul mio canale YouTube Franco Moreno Official. Oppure vi volete divertire, perché io sono un tipo che mi piace i fan win, di divertirmi, di spassarmi, specialmente in questo periodo un poco buio, andate sulla mia pagina Moreno Katia TikTok. E stiamo facendo un po' la Napoli e Sicilia per adesso, i dialetti, la lingua. Qualcuno mi dice, ma quelli sono, non sono i dialetti, sono lingue, ma giustamente. Però voglio dire, qua giù, un mandesine, comunque è un dialetto, no? Sì, Come lei per esempio dice... Il mandesino, come noi diciamo ufalaro. Ok. Ufalaro.
o falare, chi le dai dominanza la macchina. O falaro. O falare un mandesino. È il mandesino, sarebbe- il mandesino e noi diciamo il falaro. Vedi, questo, Figlio falaro. e questi qua sono i dialetti, no? Per esempio, aspetta, che da già dice, guarda qua, senti un poco, perché noi ce l'abbiamo scritti. Allora, A cunciaste. a col- Se io ti preparo una cosa... aspetta, guarda, mi porta un'insalata e io gli dico a coppa mano, Scusami, grazie Maria per le stelle, Maria Musumeci. grazie Maria Musumeci, grazie per le stelle. Allora, io sono un napoletano e parlo di dialetto napoletano, però quando mi trovo in difficoltà con lei parlo in italiano. Lei la stessa cosa lo fa. Siamo tenere conto e radici proprio. C'è sta un melitese prima. Ma per un melitese, napoletano. ma io sono melitese. Si dovrà fare anche un napoletano melitese come Sì. I rimbette. Chi la tatte. Chi la tatte. Sì. Goppac me, goppac te. Ecco. Però voglio Non dire. è arabo, è melitese. No, questo è melitese. Io Vabbè, sono il nato. nostro è arabo. No, non è vero, non è vero. Allora mi fa un'insalata e dico come l'hai condita sta insalata? Lei mi risponde in siciliano, questo qua, va. Aspetta, a cunciaste? A cunciaste? Ti acconciavo una bella insalata? No, questo qua. Tu lo dici così. A cunciaste? È impellicciate. A cunciaste una cosa, poi un'altra cosa, a impellicciavo. E che vuol dire impellicciavo? Che ti ho fatto, ti ho condito un'insalata. Hai capito? Ho capito. Cioè, t'ha impellicciate. C'è la misna pelliccia. E io cercavo di andare per insalate, capisci? Allora, ragazzi, i dialetti sono tutti belli. Il napoletano, l'italiano, il milanese, il sardo, il pugliese, tutti belli. Ma sai quando tu devi prendere un panno e fai Per esempio, e il panno che fai tu? Prendi un panno, E vai chi fuori, si capite bene vai pure- fuori mi che dice fai? vicino a me, guarda, Franco, portami Portami chi? a mappina. A mappina lo diciamo a piazza. A piazza. A piazza. Invece Poi- a me la mappina è più. La mappina- Hai capito? Poi quando tu devi prendere il panno, diciamo, lo porti fuori, tu in napoletano come si dice? Come un panno? Il panno, oppure una cosa... Ah, scutulià. E invece no, scutulia. 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 Vabbè, però si somiglia. Scutulia, diciamo. Vabbè, comunque, voi andate su TikTok, Moreno Katia, e trovate delle cose che facciamo io e Katia, che ci divertiamo chiaramente, perché stando a casa da soli non è facile. Chi è meglio... Si dice una cosa che tutte le mamme messero accise. È meglio a tenere i bambini davanti, ma tutto questo tempo si impazzisce. Per cui, per carità, aprite le scuole, aprite le scuole. Si narra per i manicomio. Infatti. Un amico mio mi chiamò e mi disse: Franco, ma c'è aperto fa che è stato lockdown? Cioè, certamente, voglio ce l'ha mai fa. Dice, allora sei un eroe. Però noi ce la facciamo tutti. Ce la dobbiamo fare tutti, ragazzi, perché è un periodo che purtroppo è venuto e non è colpa di nessuno. Poi non lo sappiamo se è colpa di qualcuno o no, ma di chiunque sia la colpa, Se ne ha dai. mo se ne ha dai. Come Deve venuto, andare così appresso sarà. possibile, appresso possibile. Allora ragazzi, noi abbiamo fatto una prova, penso che vi è piaciuto, mandatemi qualche messaggio, perché poi chiaramente noi ci organizziamo alla meglio possibile. Facciamo un palinsesto, Facciamo un bello- creiamo una bella... Allora, organizziamo scusami. il tutto. Che c'è? Scusami, Anna Basile da Palermo mi manda, come si dice, un spincionaro. O spincionaro. È quello che vende la pizza. Sì, lo spincione è Un buono. spincionaro. Lo spincione è buono. Ti hai mai mangiato lo spincione, Salvatore? No, spingione no, ma ci ho mangiato il pane con la meva, la fritta, Ah, fritta. pane e panella. Aspetta, come mangiamo? Ma certo mi ha sfravato alle 7 di mattina fritto e quella è la peperoncino. nostra E colazione. che fa? È la nostra Noi colazione. mangiamo pesante, ma loro mangiano proprio chiumma. Mamma mia. È la nostra colazione. E invece vi dico la La verità, pasta con le sarde, poi. io quando vado a Palermo mangio la mattina in 9, fino alla sera in 9. Bello. Mi fanno male le mandibole a una certa ora. Ma pure perché è una terra meravigliosa. Ti fa Vabbè, pure mangiare. Napoli è una terra Pure bella. Napoli, è bellissima. Pure Napoli. Ma io quando parlo di Palermo non è che discrimino Napoli. Napoli è la mia terra, la mia amata terra. Però la Sicilia pure mi piace. Poi la Germania. Aspetta, a Rosta. Santina Leocata Mirabella. Dalla Bacio. Germania
Sai, Salvatore, un giorno eravamo a Palermo. Un bacio, aspetta un attimo. A È Salvatore- bello Magnà, è bello Giacomo. E poi Salvatore... Belgio. Dal Belgio chi è? Rita Baracco. E poi Giacomo Tummino saluta Salvatore Chitravo. Un caro saluto. Salvatore Architrevo. È bello Trevi. Magnà. È bello Magnà. Ti racconto una cosa veloce. Saluti da Monreale, lo fanno un pane buono. Vai, un pane cunzato. Un pane? Cunzato. Un pane acconciato. Ti racconto una cosa, Salvatore, eravamo a Palermo e sai, in un pentolone così grande fanno delle patate nell'acqua bollite e Franco mi dice a me fermati e vai a prendere queste patate. No, dico, chi Perché c'è non stata a l'ho, dire? non l'ho assaggiato mai le patate che facciamo noi bollite sul pentolone. Questa è in mezzo alla strada. in mezzo però, alla sapete? strada. Il tempo che vado a prendere queste patate e li porto in macchina e cioè dico, aspetta che vado a pagare e vengo. Neanche mi ha lasciato una patata. Gesù. Una non me l'ha lasciata. Ma io sono un gentiluomo. Io sono un... Perché poi a Palermo la cosa bella è che prima mangi e poi paghi. Hai capito? Sì. Qualche volta ci fanno un mangia e fugge a Palermo. Allora, Antonio Russo, Se frenne magnano fuori. Frai mangiare. Giuseppe, ciao. Un bacio all'amica mia Cetti Patuzzo, un Ciao bacio. Cettina. Un bacio a Maria Dodis. Un bacio. Da Messina, che è bella Messina. Un bacio a Natale Calletta, Io quando sento Messina mi viene a mente Natale. Una gran bella persona Natale. Allora, voglio che mi fa. No, Franco è napoletano e io sono siciliana. Ida siciliana, Quanti ci fai sognare su, su come che li pillole E melatonina. e melatonina. Castellammare di Stabia, Raimundo Cazzo. Un bacio. Ciao Raimundo. La città Viviani. Senti, adesso dobbiamo fare così. Mettiamo Abbiamo messo Palermo, Sì. poi siamo arrivati, cioè Catania, Palermo. poi siamo arrivati a Palermo. Ora Modena. Adesso facciamoci vedere un bello pronto Mario con un frate grande a Modena. Pronto Mario. Pronto Mario. Ora a Manesi. Vai. Allora, sempre Mario Trevi e Franco Morino, abbiamo fatto Catania, poi Palermo, poi andiamo a Modena. Io a con me vi faccio girare un poco il mondo, ok? Musicalmente parlando. Ciao Andrea da Bagheria, Antonio Mauro, Fiore Perillo, da Napoli Maria De Marco, Piero Segreto da Monreale, un bacio. Giuseppe De Biaso dalla Sanità, bella Sanità. Greca, Samagna Cuecchie, che buono. Aspetta, questa è Se la ma- patata ugghiuta, Che sarebbe? bollita. Ah, è come si dice la patata? La patata ugghiuta. A noi cugliuta è raccolta. Chi le ci stanno dette? Patate fucchiute, tutte le femmine sono. Come avevo fatto là? Dice le parole. No, schiattone, come fare? Come? La patata infatti, chi mangia la patata non muore mai. Ho sentito una cosa di oggi perché a me mi piace stare sui social. Difatti su una pagina ho trovato, aspetta, la pagina si chiama Edellandia Giostre Page, che diceva la matematica, l'ho trovato numero un anno, ecco, che poi non Io mi sono stupita stamattina. che poi non l'ho trovato più sta cosa, all'inizio poi l'hanno cancellato. Mi sono se stupita vede quando caso mi Ma questa è proprio una pagina, hai capito? Fantasma. No, l'hanno messa e tolta. Boh. Comunque io sto facendo ricerche perché qualcuno mi ha chiamato, sai, a frainteso, per l'amor di Dio. No, assolutamente. Io ogni riferimento è puramente casuale a cose e persone. Io ho letto questa cosa e l'ho detto perché ha detto che stranezze, hanno cagnato i soldi, è venuto il Covid, ma hanno cagnato pure la matematica, ma non è che a belle bucce. Infatti a me mi è sembrato strano quando lui stamattina a tutto lei ce l'è venuto anche ci mettere a benzina un po'. Sì, sì, Franco, ma stai dicendo una bugia. Gliel'ho fatto vedere pure a lei. Scusami. Chiama GPL. La pagina si chiama Edellandia Giostre Page. Sì. È chiaro? Sì. Li cercate e la trovate. Però, poi girando, ho trovato Franco Franchi, Bello. che raccontava una cosa meravigliosa. Bacia a Franco Franco. E diceva, e Famiglia dice, bene nata. Sì. dice che loro un giorno, la mamma, È fortissimo. fece Ma una questa è- bella... è la verità. È la verità, questo è Proprio la raccontato da Franco Una Franchi. canzonissima, se non mi Dice che sbaglio. facette pasta e fagioli, Che allora c'era proprio la che povertà. c'era una fame enorme e siccome che loro erano proprio, si morivano di fame pure loro, perché tutti veniamo dalla povertà, ma non soltanto al sud, in tutta Italia,
Un'intera generazione. purtroppo, abbiamo visto delle generazioni un poco tristi. quelle del dopoguerra. Noi Sì. fortunatamente a 30 anni non ne teniamo idea. No. Speriamo che non ne avremo mai idea. Io qualcosa ne so perché vabbè. sono nato nel 1998. Ecco. È stato l'euro quando- Sì, poco prima dell'euro. un poco prima. Sì. Ok. E allora, niente, ha detto così, lui dice che siccome che loro si morivano di fame e la mamma fece questo pentolone di pasta e fagioli, lui per fare in modo che tutti non se lo mangiavano, mi ha detto 2 kg di sala. E io ridevo come un pazzo perché poi alla fine se l'ha mangiata pure salata. No, perché non si masticava, allora si ingoiava. Sogno te. Un bacio a Franco Franghi, Un bacio. un grande artista, a Ciccio Ingrassia e a tutti i grandi che ci guardano dall'alto e a tutti i grandi che hanno fatto la storia per poi farla raccontare e proseguire. Ok? Grazie a voi antenati che avete fatto storia per poi lasciarcela a noi e continuare nel canto, nella musica, nel film, nel cucinare. Ciao Zorro, Zorro! un bacio, Ciao Zorro. Zorro! Un bacio forte a te alla pizzeria tua. Malibu, la pizzeria Malibu da Milano. Un Sta a bacio. Milano? Sì. Appena venga a Milano facciamo venire a mangiare la pizza Zorro. Ci siamo, Salvatore? Salutiamo con l'ultima canzone. Sì. E che è? Pronto, Pronto Mario? Mario da Modena. Da Modena, pranzo spettacolo. Sì. Vai, prego regia. Vai. Qua siamo a Modena. Perché sei stato e a questo più importante. Sei stato scuole vite e scuole. Io sono curioso di quanto sei stato. E mo facciamo regalare a suo popolo napoletano che stanno all'estero. Ma c'è Ragazzi, ho pronunciato pronto Mario, ma a me mi piace un frate grande assai. Non mi viene niente. Ero piccolino diceva a mia mamma perché c'hai a Mario nella caiola? Perché diceva in un cardil se ne vola, se ne fuie.
Sentite, non mi dite niente, ma io sono fiero di essere Franco Moreno, felice, però sono strafiero di avere un fratello come Mario Trevi con le sue capacità vocali. Mario Trevi, grazie di esistere, e mamma, grazie che li partono da stu pardil. Allora, noi vi dobbiamo salutare perché è tardi, vi diamo appuntamento al più presto, ci organizziamo meglio, fateci sapere se queste dirette così vi piacciono, in modo che ci divertiamo un poco in questo periodo di zona rossa, ok? E che finisce al più presto. E poi voglio dire, se qualcuno si vuole divertire a vedere tutte le storie, video di Franco Moreno, i concerti, andate sulla mia pagina Franco Moreno Official e su YouTube Franco Moreno Official. Su TikTok invece Moreno Katia, TikTok, ok? Franco Moreno Official e trovate tutte cose. Va bene? Buonanotte da Franco Moreno. Buonasera a tutti. Arrivederci. Un bacio a tutti i miei colleghi e un bacione forte a Oscar Di Maio. Un bacio a Oscarello. Baci pigliati e stelle, Oscar. Ciao, Oscar. Ciao, ciao. Ciao.